Benvenuti dalla redazione del TG10, nei titoli gli argomenti che tratteremo in questa edizione del nostro telegiornale. Controlli rafforzati sul territorio e quanto emerso dal vertice questa mattina a Castrovillari, il confronto tra amministratori locali e forze dell'ordine per fronteggiare l'emergenza incendi. Cumuli di rifiuti deturpano la bellezza dei laghi di Sibari, la denuncia dell'omonima associazione, il disagio provocato dal blocco della raccolta, chiesto comunque il potenziamento del servizio. Un temporale causa la rottura delle fogne a Pargheria nel Vibonese, disagi per i turisti sorpresi in strada. Era in vacanza a Scalea, in Calabria, un 45enne accusato di aver truffato alcuni anziani. L'uomo è stato arrestato, 7 gli episodi contestati. Ha trovato i fiori spezzati sulla tomba del figlio Giuseppe Parretta, 18enne ucciso a Crotone nel gennaio del 2018. La denuncia ai carabinieri dalla mamma Caterina Villirillo, presidente dell'associazione Libere Donne. Sold out per Fiorella Mannoia all'Arena Summer Festival di Soverato, musica, impegno politico e sociale nello stile dell'artista romana. Teatro all'aperto e suggestioni a Roseto Capospulico per il Giro di Mezzanotte nell'Antico Borgo. Ancora benvenuti dalla redazione del TG10, dunque saranno rafforzati i controlli sul territorio e quanto è stato deciso nel vertice che si è tenuto questa mattina a Castrovillari. Il confronto tra amministratori locali e forze dell'ordine era stato organizzato per fronteggiare l'emergenza incendi. Sentiamo. Il Parco del Pollino sorvegliato speciale, saranno rafforzati i controlli dei carabinieri forestali e i presidi dei volontari della protezione civile. È quanto emerso questa mattina nel corso del vertice a Castrovillari sull'emergenza incendi. Incontro voluto dal presidente del parco Domenico Pappaterra, a cui hanno preso parte le forze dell'ordine e i sindaci di San Basile, Saracena e Castrovillari, territori particolarmente colpiti nelle scorse settimane dalle fiamme di origine dolosa. Prima di Ferragosto è partito questo attacco abbastanza mirato, di natura dolosa evidentemente, che parte da Castrovillari attorno all'area della Madonna del Castello, che è continuamente aggredita, poi sale verso San Basile, su Saracena, peraltro quest'anno c'è un attacco concentrico che si sta ripetendo più volte. 2 anni fa nel mio comune a Mormanno era evidente che era scattata una grande faida per quanto riguarda il controllo dei pascoli e quella aveva provocato nel territorio del mio paese aveva provocato una serie di incendi a catena, anche ritorsivi l'uno con l'altro. Abbiamo chiesto a Renzo Russo in particolare di approfondire con le autorità locali, anche di controllo, con i carabinieri della stazione di Saracena, con i vigili urbani, di ovviamente capire meglio del perché quest'anno c'è stata questa accentuazione del fenomeno in una realtà come quella. Valutata nel corso dell'incontro la possibilità di installare fototrappole nei punti sensibili del territorio, chiesta infine vigilanza anche sul controesodo nel tratto Frascineto-Murano della 2 del Mediterraneo, in quanto negli anni scorsi si è verificato qualche episodio incendiario. Situazione rifiuti critica in alcune zone della Calabria per diversi motivi, si registrano disagi e disservizi in diverse località. Il caso dei laghi di Sibari, ad esempio, a quanto pare la problematica deriva dalla chiusura, dalla problematiche che sono legate alle discariche, però comunque l'associazione Laghi di Sibari invita a potenziare questo servizio. Non è proprio un bel vedere, non lo sarebbe in periodi e luoghi normali, non lo è di certo se si sta trascorrendo una vacanza in una località a vocazione turistica come i laghi di Sibari. Questo è lo scenario che purtroppo si vive in questi giorni nel complesso nautico. Lo denuncia il presidente di Assolaghi Luigi Guaragna, che comprende le problematiche legate al blocco degli impianti, ma chiede il potenziamento dei servizi e il rispetto delle regole. Quest'oggi è ancora particolarmente grave la situazione qui ai laghi di Sibari. C'è da precisare innanzitutto il blocco delle discariche dove la ditta conferisce. Ieri è stata chiusa Bucita e pertanto accusiamo anche noi questo disservizio. Fino a Ferragosto, al 15 agosto, siamo riusciti a gestire più o meno la situazione. La cosa che noi lamentiamo è stato l'aumentare di carrellati, di mastellati, quindi insufficiente sono stati i carrellati e per l'estate avevamo chiesto anche dei giri in più
per raccogliere quotidianamente i vari rifiuti. Ecco, secondo me con queste due opzioni si sarebbe salvata la faccia a quello che è il decoro del centro nautico. È una situazione che nella giornata di ieri si è fatta alquanto pesante, con centinaia di associati che si sono rivolti nei nostri confronti come associazione nel protestare. Tengo a precisare che l'associazione, pur non avendo competenze a tal riguardo, nelle settimane scorse ha messo a disposizione un punto di raccolta appunto per gli associati, dove abbiamo garantito questo ulteriore servizio con il nostro personale. Ecco, quindi anche da questo punto di vista siamo andati incontro a quelle che erano le esigenze, pur non avendo competenza. Un temporale invece ha causato la rottura delle fogne a Parghelia nel Vibonese. Ci sono stati disagi per i turisti che sono stati sorpresi per strada. Si sa che i temporali estivi sono come sempre brevi ma violenti, capaci in un attimo di creare scompiglio ed a volte anche qualche danno. E questo caso non è stato diverso dal solito. Solo che alla furia della natura, momentanea ma forte, di breve durata ma di intensità, si aggiunge come sempre la mano dell'uomo che tra incuria, lavori maldestri ed assenza di manutenzione aumenta e rischia le conseguenze. È quanto accaduto ieri pomeriggio quando un acquazzone ha colpito d'improvviso le spiagge della Costa degli Dei. Come testimoniano queste immagini amatoriali ma comunque chiare ed evidenti, si sono vissuti veri e propri momenti di paura e scene di panico tra i bagnanti presenti su uno degli arenili più conosciuti per la loro bellezza lungo la costa tirrenica vibonese, la spiaggia di Michelino, una delle più note di Parghelia. L'acquazzone improvviso e violento ha fatto saltare infatti i tombini e dalla scalinata dalla quale si accede a questo lembo di spiagge tra i più interessanti è iniziata a scendere copiosa acqua mista a reflui come fosse una cascata. Colti di sorpresa, turisti e abituali frequentatori della spiaggia si sono trovati in forte difficoltà soprattutto per la preoccupazione dovuta alla presenza dei più piccoli. I bambini tremavano dal freddo, riferisce un turista esterrefatto per quanto è accaduto. Abbiamo chiamato la Guardia Costiera che ha portato innanzitutto i più piccoli al sicuro, nella vicina Tropea. I bagnanti sono comunque rimasti bloccati in spiaggia per quasi 50 minuti, oltretutto alle prese con l'odore nauseabondo che quelle acque putride di fogna inevitabilmente emanavano. Tutto sommato nulla di grave, nessuna preoccupazione per le conseguenze sulle persone presenti, ma quanto accaduto pone in evidenza un atavico problema. Poche gocce d'acqua sono bastate ad evidenziare, una volta di più, il cattivo funzionamento del sistema fognario dei nostri territori che, come sempre nel periodo estivo, creano problemi di gestione ed un forte danno di immagine. E così, ancor più che le straordinarie bellezze della Costa degli Dei, al turista rimarrà il ricordo di una grave, solita inefficienza amministrativa che non è in grado di affrontare situazioni che, sebbene improvvise, non possono essere considerate di certo imprevedibili. Insomma, siamo alle solite. Era in vacanza a Scalea in Calabria un 45enne accusato di aver truffato alcuni anziani. L'uomo è stato arrestato, 7 sono gli episodi contestati. È stato arrestato mentre era in vacanza a Scalea in Calabria il 45enne responsabile, secondo gli inquirenti, di una truffa ai danni di anziani. Ben 7 i colpi messi a segno dall'uomo di origine napoletana, già noto alle forze dell'ordine. Le vittime, secondo quanto ricostruito, tutti anziani, li sceglieva con figli e benestanti, età superiore ai 70 anni, li avvicinava chiamandoli per nome, conosceva le loro abitudini, raccontava di essere amico di qualcuno dei figli e consegnava un CD vuoto, incassando una somma che variava tra i 200 e i 300 euro. Le segnalazioni alla questura di Modena in ben 5 mesi hanno aperto le indagini. Ad incastrare l'uomo, le immagini di videosorveglianza e le testimonianze dei truffati. E adesso vediamo le altre notizie di cronaca, altri fatti nei nostri 100 secondi. Ha trovato i fiori spezzati sulla tomba del figlio. Giuseppe Parretta, il 18enne ucciso a Crotone nel gennaio del 2018, ha paura alla mamma del giovane, Caterina Villirillo, presidente dell'associazione Libere Donne, che ha denunciato l'accaduto ai carabinieri ed ha annunciato: non mi fermerò.
2 le persone indagate per la morte di Agostino Filandro, l'operaio morto in un incidente sul lavoro il 21 giugno scorso a Gioia Tauro. I 2 dovranno rispondere di omicidio colposo. Intanto l'autorità portuale ha dato il via libera alla procedura finalizzata alla revoca della concessione demaniale marittima. L'uomo è stato travolto da una gru nel porto. Oltre 300 capi contraffatti tra scarpe, borse, portafogli e abbigliamento per bambini sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza nel corso di controlli nel mercato settimanale di Soverato. 3 persone sono state denunciate per commercializzazione di prodotti falsi e ricettazione. In particolare sono stati trovati numerosi prodotti per bambini potenzialmente dannosi per la salute dei più piccoli, in quanto realizzati con materie prime di qualità scadente. Secondo una prima stima, il valore della merce contraffatta ammonta a circa 20.000 euro. Era ai domiciliari, ma si è allontanato da casa, arrestato dagli agenti della Polizia di Stato un 33enne a Reggio Calabria, il fermo convalidato dall'autorità giudiziaria. E adesso apriamo l'ampia pagina dello spettacolo, serate estive caratterizzate da musica e eventi. Cominciamo con il sold out di Fiorella Mannoia alla Summer Arena Festival di Soverato, non soltanto musica ma anche il suo pensiero e l'impegno politico e sociale. E ho capito che non sempre il tempo cura le ferite, che sono sempre meno le persone amiche, che non esiste resa senza pentimento, che quello che mi aspetto è solo quello che pretendo. La musica, la voce, ma anche le idee e le speranze di cambiamento per il nostro paese. Fiorella Mannoia canta e condivide con la platea dell'Arena Summer Festival di Soverato il suo pensiero. C'è tanto di personale nell'esibizione dell'artista e personale, guarda caso, il titolo del suo ultimo album. Come si cambia per non morire, come si cambia per amore, come si cambia per non soffrire, come si cambia per ricominciare. Noi ci crediamo, cambierà, recitava lo striscione che la Mannoia ha esibito nel corso del concerto e il pubblico ha risposto con altri striscioni con su scritto sì che cambierà. L'artista, nei testi, tra una canzone e l'altra, ha affrontato i temi dell'immigrazione, la violenza sulle donne e la difesa dei diritti, coinvolgendo il pubblico che ha cantato con lei i successi senza tempo. Le giornate amare, lascia stare, tanto ci vorrai trovare. Pubblico delle grandi occasioni anche per l'unica tappa dei Tiro Mancino in Calabria, accompagnati dall'Ensemble Symphony Orchestra al Festival Euromediterraneo di Altomonte. Tra di noi non ci sono più cambiamenti parole, ma il corpo di originale come onde che si Il Fino a qui tour, con il riadattamento in chiave orchestrale dei pezzi dei Tiro Mancino, ha fatto tappa ad Altomonte nell'unico appuntamento previsto in Calabria. I Tiro Mancino e l'Ensemble Symphony Orchestra hanno registrato il tutto esaurito al Festival Euromediterraneo. È una tournée che abbiamo cominciato in realtà quest'inverno nei teatri italiani e stiamo continuando negli anfiteatri e nelle arene. C'è un'orchestra sinfonica che però vedrete che stasera suonerà in maniera molto particolare, cioè non è il concerto quello tutto abbottonato, ma è un concerto comunque di fondo rock. Siamo contenti di essere qua perché io sono originario comunque calabrese, mio nonno era di Merito Porto Salvo, vicino Reggio. Mancava una data in Calabria e finalmente è arrivata, tra l'altro è un posto molto bello, un anfiteatro molto suggestivo. Io da ragazzino praticamente 3 mesi l'anno me li facevo in Calabria e quando ci torno ritrovo quella bella serenità, quella tranquillità, quel bel mare, quella gente genuina. Poi la mia fidanzata è pugliese, quindi anche lì sono sempre da lei in Puglia. Alla fine sono ormai un uomo del sud.
Con il concerto dei Tiro Mancino termina la parte del Festival Euromediterraneo dedicata ai grandi spettacoli ed è tempo di bilanci. Il festival sicuramente è stato uno dei più bei festival che ho fatto qui ad Altomonte, questo è il quinto festival, il quarto da direzione artistica, ed è sicuramente il festival più partecipato che abbiamo avuto in questi anni, e i Tiro Mancino rappresentano la giusta conclusione dei grandi eventi di questa edizione, che comunque continua. Non dimentichiamoci che abbiamo ancora il Divino Jazz, la Festa di Cultura, poi un appuntamento in autunno. Diciamo che il festival è molto ampio. In particolare è molto atteso l'appuntamento con il Divino Jazz dal 4 all'8 settembre. 5 giorni che sono essenzialmente dedicati alla musica, al buon vino, alla buona enogastronomia, quest'anno condito con presentazione di libri, mostre fotografiche e altre iniziative che avranno modo di attirare, riteniamo, un buon numero di spettatori, di visitatori, di turisti, anche nella prima settimana di settembre che, continuando questo bel tempo, sarà certamente foriera di portare tanta gente. Ci spostiamo adesso a Rovito, nella Presila Cosentina, per la Sagra degli Arnedos, appuntamento atteso, promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni. È un evento patrocinato dalla Regione, in programma nel Borgo di Motta per 3 giorni, dal 25 al 27 agosto. Torna un appuntamento atteso a Motta di Rovito, quello della Sagra degli Arnedos, cultura, folklore, enogastronomia. Quali sono le novità di quest'anno? Per questa 24esima edizione abbiamo pensato con la segreteria organizzativa di promuovere la musica popolare regionale, interregionale. Infatti avremo nella prima serata la musica popolare del Liscio con Mirko Casadei, quindi un'orchestra importante, e con la Taranta, quindi una musica popolare pugliese, e continueremo il giorno dopo con la musica popolare napoletana, con le percussioni, attraverso le percussioni di Toni Esposito, e dei Giullari di Spade col fuoco animato. Sono appunto un gruppo di artisti che rievocano tutte le musiche popolari del Medioevo e vengono dall'Abruzzo. Ovviamente tutto il borgo sarà all'insegna della musica popolare calabrese, del nostro folk, della nostra musica popolare, anche attraverso gli ignoti viaggiatori che faranno la musica popolare di Fabrizio De André. La possibilità che la Regione ci ha finanziato con ben 30.000 euro ha consentito proprio di innovare il format. L'innovazione è consistita nella possibilità di definire una direzione artistica, con il maestro Nuti che ha definito anche insieme a noi un cartellone, e una direzione organizzativa. La direzione organizzativa che è poi quello che ha, come dire, svolto un po' il lavoro, diciamo, sostanziale dell'intera sagra, dalla definizione delle manifestazioni di interesse alla stesura dei protocolli d'intesa, alla gestione con gli uffici per tutti gli adempimenti di legge, che una sagra ha tantissimi adempimenti, e poi, che è quello che ci preme di più, abbiamo, come dire, definito il rapporto quindi con le associazioni del territorio che hanno stipulato il protocollo di interesse, perché per noi la sagra è promozione del territorio. Il Giro di Mezzanotte, un'altra tradizione dell'estate di Roseto Capospulico che è molto apprezzata dai turisti. Vediamo. L'affascinante borgo medievale di Roseto Capospulico si è trasformato in uno spettacolare teatro all'aperto e ha regalato a turisti e visitatori una notte di pura magia, tra la suggestione dei vicoli, in un turbinio di luci e colori e con artisti d'eccezione. Il Giro di Mezzanotte, questo è il titolo dell'evento, creato sulla storia del borgo autentico di Roseto Capospulico. Una manifestazione che animerà tutto il centro storico con artisti di strada, menestrelli, diciamo una serie di ospiti che avranno questo compito di raccontare la storia di Roseto, le sue caratteristiche, su un canovaccio del professor Rocco Franco, che ha offerto al direttore artistico una serie di spunti in maniera tale da rendere questo spettacolo straordinariamente attinente alla storia di Roseto, unico ed originale.
Aneddoti, leggende e fatti storici della città delle Rose sono stati narrati attraverso l'arte, lo spettacolo, la musica, la danza, il teatro e l'arte di strada. Nasce tutto quanto dal voler raccontare le leggende, i fatti storici accaduti di questo borgo autentico meraviglioso attraverso delle performance artistiche, anche per far conoscere la storia, diciamo, ai più giovani che sono più attirati da questo tipo di performance, o magari da storie che all'inizio possono sembrare noiose e che invece noi abbiamo trasformato appunto in performance artistiche. Un esempio è l'incendio di Palazzo Barone a Piazza Dante, dove la performance sarà chiaramente quella del fuoco. E abbiamo degli aneddoti molto particolari, tipo le lettere d'America o l'amore immaginato di Marietta, che viene invece rappresentato attraverso il teatro. Ogni performance è legata a un fatto realmente accaduto o una leggenda proprio del comune di Roseto. Stasera l'attenzione si sposterà alla Marina per la 14ª edizione di Serenate a Federico, che avrà come location d'eccezione la spettacolare cornice della spiaggia sottostante il castello. La serata sarà conclusa dal concerto di Rafael Gualazzi. Sport, due facce della stessa medaglia è il titolo del libro scritto dallo psicologo e psicoterapeuta Amedeo Pingitore, Il benessere e la crescita personale da raggiungere attraverso l'attività sportiva, con una particolare attenzione a chi insegna lo sport ai più giovani. Sono concetti e idee che l'Oxine ha sposato promuovendo corsi di formazione e dibattiti. Amedeo Pingitore, psicologo, psicoterapeuta, autore del libro Sport, due facce della stessa medaglia, e responsabile del progetto di psicopedagogia dello sport per l'Oxine. In questo libro si parla soprattutto del ruolo, dell'importanza che ha un maestro, un istruttore nello sport, quanto può essere importante questo ruolo nella crescita dei ragazzi, dei bambini più che degli atleti. Io penso che sia una figura determinante per la crescita e lo sviluppo psichico di un giovane, di un ragazzo, di un bambino. Quindi l'istruttore ha una grande responsabilità, perché curare soltanto la parte tecnica di qualsiasi disciplina sportiva è importantissimo, ma nello stesso tempo l'approccio psicopedagogico è ancora più importante, perché lo sport deve formare il carattere e la personalità di quelli che saranno i futuri uomini e donne. Quindi la figura dell'istruttore deve essere una figura che deve avere quelle qualità e quelle capacità di trasformare una semplice tecnica disciplina in un modello per la crescita positiva del ragazzo. Il risultato di quello che è questo progetto nazionale dell'Oxine è il risultato di quando da ragazzino sono stato atleta e da professionista quando i genitori hanno avuto grossi problemi psicologici all'interno della famiglia riguardo i bambini e i ragazzini, proprio a causa di pessimi istruttori che avevano un approccio a dir poco sbagliato nei confronti dei loro figli. Oxine crede soprattutto in quegli uomini e le donne che si impegnano sul territorio, ma che si impegnano per progetti importanti e validi. Grazie ad Amedeo Pingitore siamo riusciti praticamente a portare avanti un progetto importante. Ne vale la pena vedere anche questo libro dove Oxine come Calabria ha contribuito all'uscita. Perciò noi manteniamo la promessa, quella in questo quadriennio con la mia presidenza e con tutto lo staff e tutto il comitato regionale, di portare avanti, diciamo, lo sport, il territorio, di portare avanti praticamente tutte quelle persone, le associazioni che si vogliono impegnare concretamente praticamente per il benessere, diciamo, di una comunità, ma soprattutto per far crescere in maniera sana i nostri ragazzi. È quello che noi ci siamo impegnati in questo quadriennio olimpico, e l'uscita di questo libro è proprio la riconferma di quello che noi vogliamo portare avanti, come vogliamo portare avanti la promozione sportiva. Infatti parte da adesso, in questi giorni, il nuovo anno sportivo 2009-2020, dove quest'anno Oxine fa 65 anni, perciò a novembre ci sarà una grande manifestazione in tutta Italia, in varie piazze. Perciò Oxine è pronta in Calabria per affrontare questa giornata importantissima. E adesso il meteo per le prossime ore, vediamo che tempo farà nel weekend.
Un'infiltrazione di aria relativamente fredda, in quota, ormai quasi del tutto isolata dal flusso delle perturbazioni atlantiche che continuano a defluire alle alte latitudini, provocherà un fine settimana contrassegnato da fenomeni instabili come rovesci e temporali che interesseranno prevalentemente le zone interne, in particolare quelle montuose, nel corso però delle sole ore pomeridiane. Oggi, al mattino, cielo poco nuvoloso. Durante le ore centrali della giornata invece si svilupperà nuvolosità cumuliforme su tutte le zone montuose, con rovesci e temporali, localmente anche di moderata intensità, che interesseranno soprattutto la Sila, in tono minore anche i monti dell'Orso Marso, il Pollino, la catena costiera cosentina e l'Aspromonte, possibili sconfinamenti anche su piane di Sibari e isolati su Valle del Crati e piane di Gioia Tauro. Durante il pomeriggio tutti i fenomeni tenderanno a esaurirsi, temperature stazionarie. Domani, inizialmente sereno o poco nuvoloso, poi, durante le ore pomeridiane, si formerà nuvolosità cumuliforme sulle zone montuose, ove si verificheranno rovesci e temporali, localmente anche di moderata intensità, che poi potrebbero anche sconfinare sulla Valle del Crati e area urbana catanzarese, fenomeni che, come di consueto, si esauriranno nel corso del pomeriggio stesso, temperature stazionarie. Oggi mari poco mossi, mosso al largo solo lo Ionio centro-meridionale al mattino, venti deboli a regime di brezza sul Tirreno, deboli direzione variabile sullo Ionio, qui sino al primo mattino soffieranno da nord anche moderati, per poi ruotare provenendo da est deboli. Domani mosso il mar Ionio Crotonese e al largo lo Ionio meridionale, gli altri mari saranno poco mossi, sul Tirreno venti da nord-ovest deboli che annulleranno quasi del tutto le brezze di terra notturne, sullo Ionio venti di direzione variabile, sino al primo mattino soffieranno da nord anche moderati, per poi ruotare provenendo da est deboli. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci.